È presumibilmente una forma di protesta silenziosa, quella messa avanti dai cittadini di Favara che continuano a buttare la spazzatura davanti a quella che prima di essere trasformata da chi ci governa nella discarica Ambrosini era una villetta. Cumuli di immondizia si accatastano ogni sera davanti il cancello d'ingresso. La gente non scende nemmeno dalle auto ed in molti casi si esercita nello sport del lancio del sacchetto, restando seduti in auto e gettando le buste di plastica sulle altre per non farsi vedere. Siamo nella situazione paradossale nella quale il cittadino favarese che paga il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che deve disfarsi della spazzatura non ha dove buttarla, mentre il comune non rispetta la piantina della dislocazione dei bidoni redatta dallo stesso ente e non si impone contro chi non vorrebbe i cassonetti vicino casa. Risultato è che il cittadino, sentendosi colpevole di star buttando la spazzatura in un luogo diverso dalla zona di propria abitazione, si sente tolto dall'imbarazzo o addirittura quasi legittimato a depositarla in un luogo lontano dalle case, un luogo che la stessa amministrazione, per oscure ragioni, aveva trasformato da villetta in immondezzaio. Tutto ciò mentre il cittadino continua a pagare appieno il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che dovrebbe prevedere, tra l'altro, la presenza di un cassonetto vicino casa. Ma la realtà dei fatti è diversa e visibile è lo stato di degrado nel quale versa il paese, odori nauseabondi e cani randagi, gatti e topi che stanno facendo festa per le strade. E chi ci amministra cosa fa? Si vive nell'anarchia più totale, senza rispetto delle regole, degli orari, del bene comune e della legalità. Sebbene di esempi diversi ce ne siano a bizzeffe, restando in tema di spazzatura, è noto a tutti che ognuno decide se, dove e quando gettare l'immondizia. Non ci sono cassonetti, non ci sono controlli, non ci sono multe. E nessuno venga a dire che è il cittadino favarese che non è educato e che non sappia rispettare le regole. È una esigenza primaria disfarsi della spazzatura, è un obbligo per chi ci governa provvedere affinché il cittadino possa vivere nel rispetto dell'altrui persona e senza problemi igienico-sanitari. Il cittadino favarese sa essere camaleontico, se va fuori si adegua. Anche se va ad Agrigento, ad esempio, sa che deve posteggiare in un certo modo. Perché a Favara si comporta diversamente? Perché può fare quel che vuole? Forse perché non si fanno rispettare le regole? Perché non ci sono nemmeno i cassonetti per gettare la spazzatura in un paese dove il turismo dovrebbe essere la principale attività di sviluppo? Si fa tanto parlare di legalità, ma parlare solamente di legge, di giustizia, di giudizio, senza che ci siano le necessarie e conseguenziali azioni, non sminuisce il concetto stesso di legalità. Se ci si fa promotori o sostenitori di iniziative sulla legalità, senza che si lavori strenuamente perché questa venga raggiunta, visti i risultati, non è come dire che la legalità non vige in questo territorio? O che la legalità non è garante nemmeno di se stessa? Evitiamo allora di parlare solamente di legalità, attuiamola. Intanto, in via Agrigento, dove non ci sono più cassonetti da diversi mesi o comunque sono presenti solo a periodi alterni, i residenti ed i commercianti della zona hanno iniziato una raccolta di firme. Chiedono di non pagare la tassa sulla spazzatura e di iniziare la tanto e troppo a lungo annunciata raccolta porta a porta.